Vorremmo sentire un applauso anche da questa parte di pubblico per la nostra strepitosa, devo dire, immancabile presenza della banda cittadina dal Fabbro, diretta dal maestro Dario Zandegiacomo, che salutiamo e ringraziamo. Ce l'ha 30 secondi di musica perché mi servono da stacchetto, maestro, mi sarebbe molto d'aiuto e la ringrazio molto soprattutto per questa cosa. E noi lo supportiamo con un applauso, perché improvvisa tutto così. Adesso è la volta buona per l'applauso, soprattutto da questa parte. Grazie per la vostra pazienza, abbiamo preso qualche minuto come tradizione, altrimenti saremmo perfetti. Perfetta è la vista d'occhio, vi assicuro, qui dal palco. È una cosa molto bella vedere una piazza così gremita per questo evento che si perde nel tempo, ma che merita, a proposito di applauso, quello più grande che facciamo innanzitutto l'amministrazione comunale per l'organizzazione, ma coloro i quali hanno reso possibile e realizzabile questo evento. Naturalmente in primis ringraziamo tutti gli espositori che storicamente e non sono presenti a questa edizione, grazie ai supporti dati dagli compagni di viaggio, come amo chiamarli io, gli sponsor che sostengono da sempre questo evento. È la dimostrazione più tangibile che Valdobbiadene rappresenta indubbiamente un punto di riferimento per quanto riguarda sì le fiere, ma soprattutto il nostro territorio che ancora una volta viviamo oggi in maniera rappresentata da tutti quanti voi, ma soprattutto permettetemi di ringraziare, perché grande sarà la sua soddisfazione nel vedere il successo di questa edizione. Mi riferisco al sindaco di Valdobbiadene, che vi invito ad accogliere con il vostro calore, Luciano Fregonese. Grazie, buongiorno e benvenuti a Valdobbiadene, all'antica Fiera San Gregorio. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti, saluto la banda cittadina Sergio Dal Fabbro, il maestro Zandegiacomo e la presidente Pasqualetto. Saluto tutte le autorità presenti, numerose, questo fa veramente piacere, i colleghi sindaci e amministratori dei comuni. Abbiamo consiglieri e assessori della provincia di Treviso col vicepresidente Roberto Fava, consiglieri e assessori della regione del Veneto, onorevoli, saluto Gianangelo Boff, onorevole deputato alla Camera, e Luca De Carlo, senatore della Repubblica. Saluto il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, che è sempre presente e sostiene fortemente l'antica Fiera San Gregorio. Saluto e ringrazio tutti davvero, gli oltre 300 espositori, più di 100 volontari che assieme all'amministrazione comunale e agli uffici del comune di Valdobbiadene e alle forze dell'ordine in questi giorni stanno lavorando intensamente perché sia una fiera per tutti noi di divertimento, di incontri, ma che tutto si svolga nella sicurezza
e nella festa per tutti, soprattutto vedo qui i bambini con i trattori, quindi grazie davvero a tutti quelli che lavorano per mesi con grande responsabilità per l'antica Fiera San Gregorio. Quest'anno una fiera che vuole lanciare pochi messaggi ma chiari e precisi, e questo col lavoro degli enti locali, i comuni, la provincia, la regione, il governo, le associazioni di categoria, sia col diretti Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, il mondo privato e della cooperazione, Banca Prealpi, San Biagio, Cantina Produttori, Valdobbiadene e Valdoca. Saluto e ringrazio anche gli altri sponsor, Savno e Ascopiave. Pubblico e privato che vuole lavorare assieme, e lo stiamo dimostrando in questi giorni durante i convegni, gli incontri pubblici, durante questa 3 giorni di esposizione, la volontà di lavorare assieme per sostenere, tutelare, valorizzare quello che è il nostro territorio, il nostro paesaggio, il lavoro delle persone, le famiglie e tutti coloro che vogliono bene al nostro territorio. E questo attraverso la ricerca, l'innovazione tecnologica che deve andare a vantaggio del lavoro dell'uomo, il lavoro manuale che ha reso le nostre colline patrimonio dell'umanità. Un duro lavoro che ha bisogno di sostegno in tutti i modi. E questo viene fatto, viene dimostrato all'antica Fiera San Gregorio, ma il lavoro assieme per dare servizi a coloro che lavorano nel commercio al dettaglio, nell'artigianato, nell'agricoltura, le nostre eccellenze, le piccole produzioni locali, il Valdobbiadene di OCG sicuramente. Un grande lavoro che qui in 3 giorni si presenta a tutti noi e al mondo. Io saluto, scusate mi sono dimenticato, anche gli amici della Proloco e dell'amministrazione di minori della Costiera d'Amalfi, che andremo a trovare a fine mese con la camminata col sindaco in un altro patrimonio dell'umanità che rende grande la nostra Italia. E saluto anche gli amici della Proloco e dell'amministrazione col sindaco Nicola Padula di San Gregorio Magno, un altro comune dell'entroterra salernitano, col quale stiamo portando avanti un lavoro di valorizzazione delle piccole produzioni locali, quindi una vicinanza forte tra queste amministrazioni. Chiudo ringraziando una persona che per la prima volta dopo 10 anni è venuta a salutarmi, per me è un grande onore e orgoglio che sia qui presente, che è mia mamma, che ha sempre avuto timidezza, ma insomma a me fa molto piacere che sia qui presente. Quindi vi auguro a tutti una buona Fiera San Gregorio, una buona domenica e buon lavoro a tutte le persone che qui in questi 3 giorni sono con noi. Quindi grazie a tutti, buon San Gregorio. Grazie Sindaco. Colgo l'occasione, visto che lei va a fare una passeggiata, cioè, devo complimentarmi con il vostro sindaco, perché sapete che da una semplice passeggiata, dobbiamo dirlo, è diventata una passeggiata che ha avuto una risonanza mondiale, perché anche i giornali importanti come quelli che parlano di cose importanti hanno parlato delle passeggiate del sindaco, quindi facciamogli un applauso, perché la cosa è nata naturalmente. Credo che nemmeno lui si aspettasse una risposta di questo tipo. Bene, detto ciò, continuiamo con al nostro momento inaugurale. È un gradito ritorno, come si dice in questi casi, perché il ruolo l'ha già ricoperto, ma ritorna Mario Piccolo, che è assessore all'agricoltura del comune di Valdobbiadene. Sì, grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa pluricentenaria Fiera di San Gregorio. Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco per tutti quelli che lavorano dietro le quinte e anche visibili, per tutti quelli che lavorano per la buona riuscita di questa fiera agricola. Mi unisco anche ai saluti di tutte le autorità presenti, che non sto a elencare per non dimenticarne qualcuno. Fiera agricola di San Gregorio. Questa è sempre stata una fiera agricola ed ha sempre saputo andare al passo con l'agricoltura, perché i cambiamenti nell'agricoltura nella storia ci sono stati, quindi da fiera zootecnica siamo passati alla parziale meccanizzazione, all'enologia, alle piccole produzioni locali, quindi la fiera si è sempre saputa adattare.
Quest'anno abbiamo voluto dare, diciamo, un qualcosa in più e ringrazio per questo 3 persone che hanno voluto portare, lo vedrete qui a fianco alle casette dei prodotti tipici, i trattori d'epoca, la prima meccanizzazione che è arrivata nelle nostre campagne. Quindi ringrazio il signor Perin, il signor Zanella e il signor Stramare che hanno portato questi trattori d'epoca che potete ammirare. In Viale Mazzini potete vedere l'attualità, tutte le macchine e i macchinari per l'agricoltura che in questo momento ci stanno aiutando a lavorare e per organizzare al meglio il nostro lavoro. Però da quest'anno abbiamo voluto inserire il futuro. Il futuro, molti ne parlano, potrebbe essere l'intelligenza artificiale. E faranno dei convegni anche durante la Fiera di San Gregorio con l'intelligenza artificiale che sicuramente avrà dei sbocchi positivi. Però il nostro futuro è qui. Per la prima volta alla Fiera di San Gregorio ho voluto portare i nostri bambini. Quelli sono il nostro futuro. L'intelligenza artificiale sì, però questo secondo me è il nostro futuro. Quindi chiederei un grosso applauso a questi volontari che stamattina sono uniti a noi. Qui questi ragazzini sicuramente crescono con la passione nel sangue. Il lavoro deve essere passione, deve fatto con passione. E quindi è tutta la passione che hanno messo i nostri avi per costruire il nostro territorio. Parlo dalle Maighe alle montagne, a un patrimonio che ci è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità, costruito, e qui non vorrei che qualcuno me lo volesse male, ma costruito con le leggi della natura e del buon senso, con la passione di chi ci lavorava. E con queste 3 cose molto importanti si è costruito, ripeto, il patrimonio dell'umanità. Non vorrei che adesso con troppe regole e con troppe burocrazie andasse a denigrarsi e non vorrei dire all'abbandono. Quindi un appello a tutti i rappresentanti delle istituzioni: cerchiamo di mettere il buon senso se vogliamo mantenere, non fare, mantenere il nostro patrimonio dell'umanità. Grazie a tutti e buona fiera. Grazie Assessore, grazie e buon lavoro. Ringraziamo la provincia di Treviso, come sempre compagno di viaggio di questa meravigliosa fiera. Salutiamo il vicepresidente Roberto Fava. Grazie, buongiorno a tutti. Io intanto voglio ringraziare il sindaco e l'assessore perché questo simbolo è davvero una cosa straordinaria e, come dicevi tu, non è solo il simbolo per il futuro ma anche per le radici che quel futuro ha oggi con la Fiera di San Gregorio. Io sono qui a portarvi il saluto del Presidente e di tutto il Consiglio provinciale e indirettamente anche di tutti i sindaci che sono qui, anche quelli che non ci sono, perché la provincia li rappresenta un po' tutti. La Fiera di San Gregorio ha una profonda tradizione in questo territorio, ma una profonda tradizione in tutta la provincia ed è una tra le più importanti che celebriamo durante l'anno. Il significato di questa fiera non è esclusivamente un momento di incontro, ma è anche un simbolo della nostra cultura e delle nostre radici e delle eccellenze che rappresentano la nostra comunità. Per questo siamo qui, così tanti, numerosi, per celebrarla anche quest'anno e per così fare in modo che attraverso la celebrazione di una fiera così importante rimangano vive appunto la cultura e le tradizioni non solo del mondo agricolo ma di tutto quello che rappresenta, insomma, dai nostri prodotti fino all'accoglienza che le nostre terre e le nostre genti fanno verso chi viene a visitarle. Per cui un ringraziamento a tutti quelli che si adoperano per l'organizzazione, all'amministrazione che continua così in maniera convinta a sviluppare questa fiera e una buona festa a tutti e un buon proseguimento. Grazie. Grazie. Abbiamo parlato dei nostri sponsor, come vengono definiti, io preferisco chiamarli compagni di viaggio per tantissime ragioni, perché senza il loro sostegno tutte queste manifestazioni avrebbero indubbiamente qualche problema in più, ma grazie a loro si riescono a risolvere le varie problematiche, anche le più semplici. Un grazie, dicevo, a tutti gli sponsor che sostengono. Oggi ne abbiamo qui
sul nostro palco due che rappresentano questa grandissima famiglia di sostenitori, la Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, rappresentata dal signor Luciano Soldan, che si occupa del settore agricoltura di questo istituto di credito. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti i presenti, governatore, ci rivediamo, e veramente un grazie di cuore. Il sindaco di Valdobbiadene ha lanciato un messaggio prima, riassumendo: dobbiamo fare squadra, dobbiamo continuare a fare squadra. C'è qua il presidente del CG Franco Adami, che a ogni incontro che viene fatto dice sempre insieme, dobbiamo rimanere uniti insieme. Bene, noi siamo una banca di credito cooperativo che l'anno scorso ha festeggiato i 130 anni di vita, quindi siamo un po' anche noi storici, e per noi è un piacere ma soprattutto un onore poter far parte di questi eventi che sono l'anima pulsante del nostro territorio. Ci siamo stati, ci siamo oggi e ci saremo anche il prossimo anno. Grazie a tutti. Grazie signor Soldan. Allora, il territorio è particolarmente vissuto, ma è in mano agli uomini, alle donne di questo territorio. C'è una grande cooperativa che ne racchiude oltre 600, è un obiettivo importante quello di esserci qui anche quest'anno, da sempre sostenitori di questa manifestazione, ma il grazie che facciamo al prossimo ospite che rappresenta questa grande famiglia è perché appunto a loro viene affidata la terra e con passione e con amore portano avanti quello che non è per loro solo un lavoro, ma è molto di più. Ed è per questo che ringraziamo anche quest'oggi la cantina sociale Valdoca, i produttori di Valdoca rappresentati da Stefano De Rui, che saluto con il vostro applauso, e assieme a lui ringrazio tutti i soci. Bene, un saluto a tutti presenti, un ringraziamento al sindaco e all'amministrazione per aver dato questa opportunità a Cantina Produttori di essere qui stamattina. Cantina Produttori, diceva, con 600 soci, più di 1000 ettari coltivati, 3 denominazioni DOC di OCG Asolo e di OCG Conegliano Valdobbiadene, con delle linee particolari bio e 2 cru, scusatemi il termine, 2 Gran Cru, Cartizze e le rive. E sulle rive vorrei spendere proprio 30 secondi perché è il tema importante per tutti noi. Le rive sono la cartolina, la definisco io, la cartolina per il vicino, la cartolina per il territorio, è la cartolina di tutto il Prosecco, è il centro, è il cuore del patrimonio dell'UNESCO, è quello che tutti quelli che arrivano vorrebbero portarsi a casa. Bene, tutte le cose belle hanno anche le loro fragilità. Fragilità, parliamo del dissesto idrogeologico determinato anche dalle condizioni meteo degli ultimi anni, su cui si chiede, come dire, uno snellimento burocratico, ma il vero tema è l'invecchiamento. L'invecchiamento, i nostri operatori, un quarto, il più del 25% hanno superato i 70 anni e non sempre c'è il ricambio generazionale. Noi dobbiamo fare di tutto per mantenere coltivate le nostre colline e le nostre rive. Con Cantina Produttori quest'anno si è dato un progetto che stiamo mettendo a terra in questi giorni, in queste settimane, che è quello di intervenire in tutte le situazioni di difficoltà in cui manca il cambio generazionale, per dare un supporto, come dire, ai nostri operatori eroici, per intervenire, per far sì che queste rive continuino ad essere coltivate ed essere così belle. Ecco, questo lavoro comunque non possiamo farlo da soli, lo facciamo insieme a tutti, come dire, tutti i presenti, a tutti gli operatori che lavorano su questo territorio, con il supporto delle organizzazioni ovviamente e con il supporto anche della politica. Dobbiamo cercare di mantenere questo patrimonio che ci è stato dato, che sapientemente qualcuno ha portato come patrimonio dell'umanità. Dobbiamo presidiarlo, mantenerlo, curarlo e far sì che anche nei prossimi anni questo continui ad essere. Quindi diciamo che il motto che voglio lanciare oggi è proprio questo: tutti assieme per far sì che le nostre rive, che questa viticoltura eroica venga, come dire, valorizzata, e assieme al consorzio, che Franco Adami, diciamo, so che la pensa alla stessa maniera,
cercheremo di fare anche cercare di dare, come dire, quel valore aggiunto che è il prodotto, diciamo, che è il migliore, che per definizione il prodotto è migliore, ma dobbiamo anche comunicare al consumatore che oltre alla qualità eccezionale c'è anche, come dire, un territorio. Grazie a tutti. Grazie a lei, Presidente. È già stato salutato, ma adesso prende anche il vostro applauso. Salutiamo oggi in veste di ospite, ma tra l'altro vicepresidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, ho semplificato anch'io perché i titoli erano molti, salutiamo l'onorevole Gianangelo Boff. Buongiorno a tutti. Intanto inizio con ringraziare Luciano, il borgomastro di Valdobbiadene, e la sua squadra, Maria Chiara, Mario, Piero, persone che conosco, persone capaci e competenti, persone. Quando parlo con Luciano, che ci conosciamo da tanto tempo, per lui la priorità è sempre Valdobbiadene. Mi ho da pensare cosa che ho da portare a casa per Valdobbiadene. E questo, voglio dire, i cittadini di Valdobbiadene gliel'ha riconosciuto. Poi magari c'era qualcuno fuori Valdobbiadene che non era convinto di questo, ma Luciano, noi siamo credenti cristiani e Dio perdona anche quelli che non sanno cosa fanno. Detto questo, saluto tutte le autorità, perché noi qua oggi abbiamo un luogo meraviglioso plasmato dalle mani dei tanti agricoltori, delle tante persone che si sono spaccate la schiena su queste vigne, su questi territori meravigliosi. Vedete, parlo anche da emigrante, parlo da persona che è stato all'estero. Io quando ero all'estero, per dire da dove venivo, dovevo dire che venivo da una zona tra Venezia e Cortina, perché solo quello veniva capito. Un territorio che è in mezzo tra Venezia e Cortina. Se io oggi dico che vengo dal territorio di Valdobbiadene, da dove viene il Conegliano e Valdobbiadene di OCG, la gente ovunque si vada sa dov'è quel territorio. Quindi abbiamo creato un'identità di quel territorio, abbiamo un territorio che è conosciuto da tutti. Ma anche qui c'è il merito delle persone che sono determinate, quando ricoprono i ruoli, esercitano le funzioni che gli vengono attribuite e sanno far ricadere sul territorio quella che è l'attività. Se noi oggi abbiamo quello che abbiamo, l'abbiamo anche grazie a un veneto, un trevigiano, un ministro dell'agricoltura che quando andò in quel di Roma a fare il ministro dell'agricoltura lo fece per i veneti e per i trevigiani e salvaguardò quello che era un prodotto che rischiava di perdere la propria identità e di venire saccheggiato nell'economia globale, e è l'allora ministro Luca Zaia, oggi governatore del Veneto. Ma ancora di più poi si è portata avanti con testardaggine, con caparbietà la battaglia perché questo territorio non doveva essere solo il territorio dell'agricoltura, ma tutti dovevano venire a vedere questo meraviglioso territorio, queste meravigliose colline dipinte dai nostri agricoltori come fantastiche, perché lo scorcio che si ha venendo a Valdobbiadene è meraviglioso, è veramente meraviglioso, facendolo diventare patrimonio di tutta l'umanità e quindi dando anche un volano turistico a questo territorio. E qui ancora una volta, perché quando si partono con le cose, Luca lo sa bene, Zaia lo sa bene, quando si parte con le cose tutti ti dicono che non sai quello che fai, che sei un visionario, eccetera. Poi quando c'è il taglio del nastro, l'inaugurazione, eccoci qua che siamo... e lì la caparbietà ha portato questo territorio a diventare patrimonio dell'umanità con un volano turistico per tutti. Quindi il grande lavoro delle persone che si occupano del territorio, come gli agricoltori, come le associazioni di categoria, come i tanti che sono qui oggi, portano poi a quello che è un beneficio comune per tutta la popolazione di quei territori. Quindi un grazie va grandissimo a tutti quelli che queste colline le hanno create con il loro lavoro e a tutti quelli che hanno cercato di valorizzarle e promuoverle dal sindaco in giù. Concludo collegandomi solo a una breve frase detta dall'assessore Piccoli che parlava di semplificazione, e semplificazione in Italia ce n'è bisogno tanto. Vorrei dare finalmente una buona notizia, che finalmente la scorsa settimana è stata incardinata in commissione una mia proposta di legge che è stata presentata alla Camera e al Senato per la semplificazione dell'iter sulle soprintendenze. Tutto il rispetto per i soprintendenti che devono tutelare il nostro paesaggio,
ma tutelare il paesaggio non può voler dire bloccare le nostre aziende, bloccare le nostre imprese, bloccare i nostri cittadini. Noi dobbiamo fare in modo che le cose avvengano in modo veloce, semplice e che vadano a intervenire su quelli che realmente possono essere dei problemi e non si occupino delle stupidaggini quotidiane che interessano i nostri cittadini, che fanno perdere tempo e spendere soldi ai nostri cittadini. Quindi in quest'ottica stiamo lavorando, la battaglia è dura, le resistenze sono tante, però ci stiamo muovendo in questa direzione per i cittadini di Valdobbiadene, ma per i cittadini di tutto il Veneto. Grazie a tutti e buon San Gregorio. Grazie onorevole. Presidente della nona commissione del Senato della Repubblica, il nostro applauso, il nostro saluto per il senatore Luca De Carlo. Grazie. Prima, riprendendo una frase, il nostro sindaco mi aveva spaventato perché ho pensato che quando è iniziata la marcia e la sfilata volesse portarci a spasso anche noi, tutti i sindaci e senatori, e io, essendo un noto atleta, soprattutto da tavola, ho avuto qualche problema, ma nel plaudere l'iniziativa naturalmente, ma non solo, anche nel ringraziarlo per l'invito porto i saluti del Ministro Lollobrigida e vi assicuro che avendo adesso questo ruolo nel quale riusciamo a capire, vedere tante situazioni, tanti consorzi, tante DOC, tante DOF, tanti IGP, l'Italia ricordo che ha il record di DOP e di IGP nel mondo e il Veneto ha il record in Italia di DOP e IGP, a dimostrazione come questa regione sia la regione che fa più qualità del mondo e questo noi non dovremmo dimenticarlo mai quando ci raccontiamo. Bene, quando vengo a contatto con altre realtà io vi assicuro che seppur tra mille difficoltà, lo dico sempre anche ad Ami, seppur tra mille difficoltà voi siete punto di riferimento per tutti quelli che vogliono fare territorio, cultura e prodotti di qualità. Perché se oggi l'Italia è vero che ha raggiunto un valore aggiunto sull'agricoltura che l'ha portata a fare un record ulteriore, seppur tra mille difficoltà, delle quali non ci nascondiamo, lo fa grazie a quei prodotti di valore, grazie al Valdobbiadene di OCG, grazie a quei prodotti che non vendono solo la bontà organolettica del proprio prodotto, ma vendono anche un intero territorio e quelle storie che lo straordinario territorio raccontano. Non sono secondarie nemmeno le occasioni come queste, perché queste fanno parte di quella tradizione radicata che le genti venete hanno sempre avuto, cioè quelle di stare in piazza, di stare assieme, di mettersi a confronto, anche qualche volta in contrapposizione, capita, non possiamo sempre essere tutti d'accordo, ci mancherebbe fosse così. A casa nostra, nelle nostre famiglie, nelle nostre straordinarie famiglie matriarcali, che ricordo essere quelli del Veneto, dove comanda sempre la femmina, io non ho mai visto contesti dove le donne non comandino nel nostro Veneto e sono contento, e a me, figurati a me che vengo da un partito dove una donna comanda e come, se non può far piacere, ma dico in questi contesti noi riusciamo a perpetrare le nostre tradizioni attraverso il racconto delle nostre innovazioni. Se voi pensate che oggi stiamo facendo agricoltura come facevamo 100 anni fa, ci sbagliamo tutti di grosso. Se assaggiamo vini come si facevano 100 anni fa, o meglio, se pensiamo che i gusti siano gli stessi di 100 anni fa, forse non facciamo una grande pubblicità ai nostri vini. Quelli sono vini che hanno una forte tradizione, sono vini che hanno un forte connotato, sono vini che raccontano la nostra tradizione, ma che si sono costantemente innovati, non solo nelle capacità e nella qualità del vino, ma anche nella capacità di vendersi, nella capacità di raccontare un territorio straordinario e meraviglioso come questo. Per cui non vi resta che continuare così, perché è grazie a voi e grazie a questo splendido territorio, le amministrazioni, i consorzi e i produttori, che oggi riuscite ad essere eccellenza nel mondo e, come ha detto Boff, non conoscono Tarso ma conoscono Valdobbiadene. Grazie a tutti. Grazie senatore. Allora, prima di lasciare la parola all'ultimo ospite di questo momento inaugurale, vorrei aprire una piccola parentesi e richiamo accanto a me il sindaco, perché questo è un grande territorio, non possiamo parlare solo di vino quest'oggi, vogliamo aprire una piccola parentesi che riguarda la cucina, anzi chi la fa o farà la cucina, perché qui a Valdobbiadene c'è un istituto scolastico molto importante
e approfittiamo di questa occasione per dare quel valore aggiunto ad uno studente che indubbiamente ha raggiunto un grande risultato, ma noi gli auguriamo che sia solo il primo di tantissimi altri traguardi. E oggi quale momento migliore se non dirgli grazie e rendere omaggio alla sua bravura, alla sua già professionalità, ed è per questo motivo che chiamiamo su questo palco Giacomo Grisotto. Adesso vi dico chi è. Eccolo qua, e accanto a lui c'è il docente Alcide Cambiotto. Allora, questo signore, che adesso vedete qui accanto al suo docente, dicevo è qui alla scuola professionale BF di Valdobbiadene, si è classificato al primo posto come miglior studente di cucina del Veneto alla selezione regionale di Dolo all'Istituto Alberghiero Musatti. Ma non solo, poi ha partecipato come rappresentante della regione al concorso nazionale, la finale si è tenuta a Rimini nel mese di febbraio. Lì ha presentato un piatto che era tutto un programma, un antipasto con ingrediente principale il baccalà, islandese lo dobbiamo dire perché dobbiamo anche tracciarlo, e questo piatto lo ha intitolato Da Treviso a Tokyo, poi gli chiederemo perché. Intanto gli facciamo un applauso per quello che ha fatto fino a questo momento. Io sono curioso, ma credo siano curiosi anche i nostri ospiti quest'oggi. Spiegaci sto piatto Da Treviso a Tokyo, che strada ha fatto? Beh, si chiama baccalà islandese a Treviso a Tokyo perché appunto abbiamo come ingrediente principale il baccalà, accompagnato da radicchio di Treviso che si trova sia accanto che sotto il baccalà, e poi Tokyo perché abbiamo usato prodotti, tecniche giapponesi, quindi col piatto abbiamo voluto un po' creare questo viaggio che parte appunto dall'Islanda, arriva giù qua a Treviso e dopo va fino a Tokyo. Adesso sembra così tanto semplice che noi andiamo a casa, lo dico alle signore soprattutto, ci mettiamo subito lì in cucina, in 448 lo facciamo. Alcide, è un bellissimo messaggio quello che lanciamo quest'oggi qui da Valdobbiadene, ma al di là dell'applauso che abbiamo fatto al nostro protagonista, deve essere da stimolo per tantissimi altri giovani, no? Che non si perdano soprattutto. Sì, allora io ringrazio tutti i docenti della scuola di F perché se sa parlare, non sa solo cucinare, sa anche parlare, quindi va merito anche tutte le materie che affronta durante tutto l'anno. Ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco che è sempre presente con noi, sempre vicino ed è molto, ci coinvolge su tutte le iniziative, l'amministratore Zaia e tutte le istituzioni. È una cosa che dà orgoglio a noi come scuola ma al territorio, perché a Valdobbiadene si respira un'area particolare, quest'area che i ragazzi respirano, fanno crescere, fanno valorizzare le loro eccellenze e danno il 1000 per 1000, e solo grazie a tanto lavoro e tanto sacrificio si raggiungono questi risultati. E scusateci se è poco, grazie. Sindaco, facciamo assieme al Presidente Zaia, a beneficio dei fotografi e degli operatori, immortaliamo questo momento con il vostro applauso naturalmente, perché dicono che le foto, se si applaude, riescono meglio. Allora vorrei ringraziare anche Chiara Sipione che oggi ha tradotto nella lingua dei segni, lo farà anche in occasione del prossimo ospite, lo abbiamo già salutato, lo avete già applaudito al suo ingresso, adesso è il momento di bissare con il vostro applauso per il nostro Presidente. Luca Zaia. Grazie. No, dammi il tuo perché questo fischia. Perché gli furbi questi, eh? Ve la ricordate lei? Sì. Io ho fatto 2 anni alla protezione civile. Non ho mai capito niente di quello che fa. Però dicono che è brava. E un applauso a Chiara e un saluto a tutti voi. Intanto vi do 2 belle notizie. Sono l'ultimo a parlare e ho ben chiaro che le prediche devono essere corte e sopra essere lunghe, quindi farò anche veloce. Però volevo dirvi una roba. Io ho fatto il decreto per il Conegliano Valdobbiadene nel 2008-2009
e quindi abbiamo dato l'esclusività dell'utilizzo del nome a questo territorio e alle zone a denominazione. È stata fatta una grande operazione evitando che in giro per l'Italia, adesso lo dico perché te lo facciamo qua, in giro per l'Italia e in giro per l'Europa e il mondo avevamo il rischio di avere tutte le barbattelle che partivano da questo territorio, siamo capiti, vendute in Romania, vendute in Puglia, vendute da tutte le parti, che stavano diventando vino prosecco. Questa è la vera storia. Quindi da allora abbiamo questa esclusività e soprattutto per me è un riconoscimento, un territorio che è il territorio dell'agricoltura pionieristica. Ha ragione il presidente di Valdolca quando parla delle rive. Le rive sono veramente un'emergenza. Dove è andato? Le rive sono veramente un'emergenza. L'azienda agricola media nella zona della DOCG è di 1,13 ettari di superficie. Non c'è solo il tema dell'invecchiamento, c'è il tema della sostenibilità e c'è anche il tema della meccanizzazione che in alcune parti, quelle più cartolina, non è possibile. Però ci sarà la novità, ma non possiamo aggiungere altro. L'altra roba fatta è stata quella di pensare, io ho sempre detto, ma se un giorno dovesse esserci un minimo di stagnazione sulla produzione del vino, bisogna subito aver pronta la fase 2, che è stata quella del patrimonio dell'umanità. Stiamo andando verso 1 milione di presenze turistiche che aiutano, intanto perché comunque frequentano le aziende e comprano anche i nostri prodotti tipici, e dall'altro tutto un fenomeno turistico che porta ricchezza nel territorio. Per quelli che ci criticano sempre vorrei spiegare che se non ci fosse da un lato il Conegliano Valdobbiadene di OCG e il turismo, questi territori avrebbero le colline che sarebbero già sulle strade perché nessuno li curerebbe, e quindi veramente il fatto di mantenere l'agricoltura viva e il territorio significa poi fare anche un grande intervento ambientale. Quando abbiamo fatto il patrimonio dell'umanità io non conoscevo ancora le doti di Luciano, cioè lui ha dimagrito 25 kg facendo le rive. E allora io vorrei che fosse chiaro che chi viene nel patrimonio dell'umanità mangia ben, beve ben e dimagrisce. Questo è lo slogan. Dobbiamo piantarla di dire che l'ananas brucia i grassi, ma è una stupidità questa. Adesso, questa è una pubblicità che non si può fare. Il consumo moderato di vini e l'alimentazione sana con uno dei 350 prodotti tipici del nostro territorio è una garanzia, ma soprattutto pensate che anche questo aspetto, visto considerato che abbiamo fatto il nostro Santiago di Compostela, che diciamo che è questo itinerario che si può fare a piedi di 50 km, è ancora un'ulteriore dimostrazione, oltre ai circuiti che abbiamo qui, l'anello del Cartizze, l'anello insomma, che riguarda le rive, che qui si può fare anche veramente wellness, cioè fare iniziative che vanno nella direzione giusta. Ultima roba, no, grazie a te, fate un applauso al sindaco che se lo merita, anche perché ha fatto una bella vittoria, complimenti. Non è riuscito ad arrivare alle mie percentuali, però ci arriverà. No, io non posso parlare liberamente perché ho sempre crozza da drivo alla testa. Però finisco con l'ultima informazione, che è un'informazione seria e di servizio, e dopo vi lascio andare. Da domani la Pedemontana ha gli sconti del 60%. No, prima tutti a lamentarvi, adesso nessuno che applaude. Allora vi ricordo, ve lo dico, poi troverete, no, gratis non esiste qua. Le strade così fa, bisogna anche pagarle, finché non ne dà autonomia. Allora, volevo dirvi solo questo seriamente, perché molti ci chiedono come funziona. Funziona che nei 94 km e mezzo da Casello di Spresiano a quello di Montecchio sulla 4, chi entra e esce da uno dei caselli della Pedemontana e il tratto tra i due caselli è inferiore ai 25 km, troverete la lista di tutte le combinazioni. Vi faccio un esempio: Spresiano, che è il primo casello
dalla 27 che è in Pedemontana e uscite ad Altivole che guarda caso c'è proprio 25 km, entrando e uscendo 2 volte al giorno c'è lo sconto del 60%, vuol dire che da 5,40 euro si paga 1,60 euro, 1,70 euro. È il pedaggio più basso in tutto il Veneto. L'unica roba, ve lo dico già così, evitate dopo di chiamarmi, non sai che funziona che entré, uscì e rientré. Perché ho fatto regolare il sistema perché o state mezz'ora in giro per i bar e andare a trovare qualcuno, oppure non avete lo sconto, perché il sistema è pensato per dare una mano e bisogna farlo ai tanti lavoratori e quindi 2 volte al giorno è possibile, a chi va a fare visite che sono familiari, a persone anziane, a persone bisognose, a chi va a fare la spesa e altro. Io penso che mezz'ora fuori da quel casello sia il minimo e quindi ve lo dico per evitare che poi qualcuno mi arriva con la lista dei pedaggi e dice ma Mini mi ha fatto sconto. Entrate, uscite e stai fuori a mezz'ora, chiaro? Quindi dal lunedì al venerdì c'è questa opportunità fatta per il traffico del territorio. La Pedemontana in questo momento sta superando gli 80.000 veicoli al giorno, penso che chi l'ha frequentata vede quanti camion ci sono, il 28% dei veicoli è traffico pesante e vuol dire che chi l'ha pensata, non è opera che ho pensato io perché nasce negli anni 90 questa infrastruttura, ha fatto bene la sua proiezione a immaginare che sarebbe stata un'opera, fra l'altro una grande autostrada che serve molti distretti industriali e soprattutto un territorio che altrimenti sarebbe isolato. Grazie, buona domenica a tutti e buona fiera. I complimenti, l'applauso non fatelo a me, facciamolo a tutti i volontari, agli espositori, alla banda, veramente se lo meritano, bravi, e all'amministrazione comunale. Grazie. No, io vorrei fare una proposta. Portiamo sui bocce, venite sopra. Forza bocce. Dai su da qua non serve che fai scale. Saltare. Butta su da 3 trattori. Allora, intanto Presidente, se lei è d'accordo, io farei in modo che loro si facciano un applauso, perché dal momento che abbiamo iniziato, guardi, la piazza è tale quale a quella... Sono venuti per te, secondo me sono venuti per te. Grazie, è una vita che lo aspetto. Grazie. Allora, ci avviciniamo per il taglio del nastro, grazie. Passo al Presidente. Vi invito poi presso la casetta dell'ufficio informazioni per prendere il programma completo della manifestazione che, vi ricordo, continuerà anche domani naturalmente, perché è tradizione che si concluda con lo spettacolo pirotecnico, per cui vi aspettiamo anche nella serata di domani, ma soprattutto oggi pomeriggio e domani mattina. Con la vostra presenza la fiera di Valdobbiadene inaugura ufficialmente. Grazie di cuore, grazie davvero per la vostra presenza. Sindaco. Siete pronti con l'applauso? 3, 2, 1, applauso!